Sindaco, una riunione come non mai. Riunite nell'aula consiliare del Comune di Racalmuto le associazioni, le imprese operanti sul territorio per pianificare alcune iniziative per il 2025. Sì, come avevamo già preannunciato tempo fa, abbiamo ritenuto opportuno organizzare una riunione con tutte le associazioni e con tutte le imprese per programmare le iniziative per tutto l'anno 2025, allo scopo di frattanto far partecipare tutti, sentire le proposte, valutarle insieme e poi fare un calendario delle manifestazioni in maniera tale che vediamo quelle che possiamo eventualmente inserire nella programmazione, quelli che possiamo eventualmente finanziare se richiedono un contributo economico, quelle che invece chiedono un patrocinio a titolo gratuito, insomma una programmazione vera e propria con la partecipazione di tutte le associazioni. Credo sia una cosa utile e importante per evitare da un lato l'accavallamento di iniziative e poi soprattutto la collaborazione importante tra tutte le associazioni di Racalmuto. L'amministrazione è disponibile, vogliamo inserire queste iniziative in un progetto turistico-culturale per rilanciare il tessuto socio-economico, culturale e turistico della nostra Racalmuto. Assessore, una riunione utile con il coinvolgimento delle associazioni operanti sul territorio, soprattutto un momento di condivisione, di aggregazione per pianificare gli eventi del 2025. Sì, oramai è risaputo che Racalmuto ha una grande fortuna, quella di avere delle associazioni che hanno dimostrato negli anni e in questi mesi di amministrazione Buongiorno una grande attenzione per il nostro paese. Possiamo dirlo che le associazioni sono il cuore pulsante della nostra Racalmuto, è un patrimonio di idee, di risorse, di competenze che deve essere valorizzato. E allora l'amministrazione oggi è qui per continuare un dialogo, un confronto con tutti i rappresentanti delle associazioni sportive, ricreative, culturali, enogastronomiche. Stiamo cercando un po' di interessare tutte le possibili sfumature sociali e culturali che possono interessare la nostra comunità. Un dialogo e soprattutto la disponibilità a collaborare per quello che riguarda sia il supporto economico nei limiti delle possibilità di bilancio, ma anche un supporto logistico nell'organizzazione, nella programmazione. È giusto programmare all'inizio dell'anno quelle che possono essere tutte le attività che coinvolgeranno le associazioni e che avranno poi un riscontro in quella che è la comunità. Abbiamo detto alle associazioni, abbiamo fatto una richiesta precisa, per favore, abbiamo detto, nelle attività, nelle proposte che arriveranno all'amministrazione, tenete sempre in considerazione i nostri anziani, i soggetti disabili, perché in tutte le varie attività, ma tra l'altro abbiamo già dimostrato durante l'estate, durante le attività natalizie, anziani, soggetti fragili devono avere un momento proprio dedicato a loro, è una cosa a cui teniamo, e ovviamente anche ai nostri giovani. Ci sono tante proposte, già abbiamo ascoltato i rappresentanti delle associazioni con proposte di varia natura. Noi siamo qui pronti a collaborare come abbiamo fatto in questi mesi e come speriamo di continuare a fare.